mi chiamo Walter Ottolin, sono nato il 29 dicembre del 1936, ho incominciato a nuotare casualmente all'età di 12 anni e mezzo, 13, perché sono andato in piscina, che a quei tempi si pagava per entrare, e sono andato a casa. Dopo 2 giorni è venuto un ragazzo e mi ha detto: c'è un signore che ti vuol parlare. Era l'allenatore Mario Ippolito. Sono andato in piscina, mi ha fatto nuotare e da quel momento ho iniziato, proprio dall'inizio è nata così, insomma, io non sapevo neanche cos'era il nuoto, andavo nei rii e nuotavo come tutti. Siamo andati avanti e pian piano ho incominciato a nuotare, mi sono allenato, c'era un antagonista che era un po' il divo della piscina, che faceva la mia stessa categoria, che si chiamava Deste. Solo che non mi ricordo perché un fratello si chiamava Roberto e lui non mi ricordo come si chiamava e faceva i 100 d'orso, era molto bravo e da quel momento l'ho preso come obiettivo e pian piano, dopo 1 anno e mezzo sono riuscito a sopravanzarlo. A quel tempo abbiamo iniziato con la Veneziana Nuoto, il presidente era Foscari, il segretario era Pasquali, che era una figura un po' storica del nuoto, diciamo, e l'allenatore era Ippolito, Mario Ippolito, che era zoppo. A quei tempi non è che l'organizzazione fosse molto accurata, anche perché le piscine erano sui generis. Noi nuotavamo, lo chiamavamo il mare d'erba, perché spesso e volentieri c'era più alga che acqua nella piscina. Per cui era un po' poi tutto quello che ci veniva incontro quando si nuotava, lo lasciamo immaginare. C'era un po' di tutto che veniva, buttavi da parte e continuavi a nuotare. Si nuotava alla passione. Era una struttura un po' antidiluviana, era attaccata alla fondamenta, alle zattere, c'era una struttura in legno e c'era la piscina da 25 metri inquadrata con le corsie. Però, come dico, non è che si nuotasse, era acqua salata perché era l'acqua del canale della Giudecca. E c'era più alghe in acqua delle volte quando l'acqua cresceva o calava, che era più alghe che acqua. Il nuoto a quei tempi aveva una certa considerazione, perché per gli esempi che ho io abbiamo fatto delle competizioni sportive che c'era addirittura, avevano messo le tribune con come si dice, i pali, le tribune costruite che appoggiavano, e attaccata alla piscina c'era la villa del Conte Rocca, che aveva una grande mura e la gente, i ragazzini, si sedevano sopra la mura per vedere le gare che si faceva all'interno. A quell'epoca si conviveva serenamente, tranquillamente, si giocava molto, ci si allenava, eravamo un po' tutti amici perché eravamo tutti ragazzini, c'erano i grandi, però quelli della mia età eravamo tutti abbastanza piccoli, 14-15 anni, si giocava, si scherzava, si viveva in allegria, si guardava con rispetto ai più anziani che erano più grandi di noi, e si guardava anche perché erano più bravi. Avevamo anche a quel tempo, c'è stato il periodo che Vittorio De Pità aveva fatto il record dei 200 rana, poi l'aveva subentrato Venturini che aveva fatto sempre il record di 200, e c'era la punta di diamante, diciamo, tra tutti i bravi era Giancarlo Paolon, che era quello che era un po' più noto di tutti gli altri. La mia carriera sportiva è stata che abbiamo nuotato alla Maestrina Nuoto, eravamo un po' vivaci, e a un certo momento dobbiamo aver combinato qualcosa che non è stato gradito dalla Presidenza, ma parliamo di che avevo già 17-18 anni, e ci hanno mandato via. E allora hanno formato la Maestrina Nuoto, siamo andati alla Maestrina Nuoto, praticamente siamo stati chi l'ha formata a Maestrina Nuoto, uno dei primi atleti della Maestrina Nuoto, perché era una novità la piscina che c'era in via Circonvallazione. Abbiamo trovato Giorgio Salvadori e il primo presidente di quella società era il dottor Misserotti, che era un dentista. I miei allenatori sono stati prima Mario Ippolito, il primo, poi è subentrato Nane De Pità, che era un po' lo storico del nuoto veneziano. Loro due. Avevamo un orario prestabilito, cioè tutto il giorno facevamo quello che vogliamo. Giocavamo, saltavamo, giocavamo alla boh, andavamo di qua e di là. E alla sera alle 4:30 c'era lo spazio riservato, diciamo, per gli atleti e facevamo gli allenamenti. Ricordo Enrico Tiozzo perché era con me,
andavamo a scuola da bambini, per cui ci siamo ricordati e siamo ancora assieme dopo tanti anni. Poi c'era Aurelio Foscari, c'era Pedrali, Peppone De Pità, Padovan, Spavento. Allora abbiamo cominciato col nuoto, poi la veneziana aveva una squadra di pallanuoto anche abbastanza forte e pian piano ci hanno inserito in questa squadra. Uno degli allenatori che abbiamo avuto serio è stato Torta e ci allenava in maniera seria. Io a quel tempo ero 1,74 m, ero 59 kg. Abbiamo fatto una partita a Bolzano e c'era un certo Spielberg, mi sembra che si chiamasse, che era un gigante, sarà stato 120 kg e ogni volta che andavo via mi dava uno schiaffo e io andavo sott'acqua. Quando abbiamo interrotto, che sono andato dall'allenatore, ho detto questo qua mi ammazza. E ho detto perché hai paura di lui, devi dargliele, ma le cose da me magna, ho detto che daga. Ricordo più volentieri tra le manifestazioni sportive la prima partita, il primo derby, veneziana nuoto, Mestrina nuoto. Noi siamo entrati in piscina 2 ore e mezza prima dell'incontro e ci hanno mandato fuori, perché per regolamento potevi entrare 1 ora e mezzo prima. E ci hanno fatto aspettare fino a 1 ora e mezza. Abbiamo fatto la partita e abbiamo vinto noi 9-8 e il sottoscritto ha segnato i 9 gol. E De Pità, che passeggiava sulla riva, gridava ammazzatelo, non riuscite a fermarlo, ammazzatelo, e Olia la stessa cosa, è ora di finirla, ammazzate, copeo. E abbiamo vinto 9-8 e ho fatto i 9 gol. E abbiamo incominciato gradualmente, poi siamo andati alla Mestrina. Poi è stato successivo, perché nel periodo della Mestrina sono andato a fare il militare a Palermo e un giorno, siccome facevo attività sportive, è venuto un ragazzo, un certo Barone si chiamava, ma Barone di fatto, non di nome. Mi ha detto così, te sei Ottolin, quello che gioca a pallanuoto, che sei? Sì, ho detto, sono io. E ha detto, ti piacerebbe giocare con noi? Sì, ho detto, sì, se mi pagate. Allora ha detto, ti porto dal presidente. Siamo andati dal presidente all'Acqua Santa, si chiamava l'Acqua Santa, che era vicino a Luciardone. Era in spiaggia, c'era la piscina tracciata in mezzo là, e ha detto, te cosa vuoi? Ma sembrava più un bagnino che un presidente, diciamo. E mi ha detto così, cosa vuoi fare? Ho detto, se mi pagate faccio quello che... E cosa sai fare? Ho detto, vado in acqua e vi mostro cosa so fare. Dopo mezz'ora mi ha detto così, vieni su, e ha detto così, ti do la squadra in mano a te. Ma io avevo 21 anni e mezzo, fai quello che vuoi, li alleni e i soldi... No, fa l'unica cosa che posso darti è che a turno vai a mangiare a casa dei giocatori. C'era il giornale, l'Ora di Palermo, che un giorno sì, un giorno no, veniva fuori con un articolo, perché per dire una curiosità, in 7 partite ho fatto 48 gol e mi sono offeso, perché a un certo momento su una prima pagina, con una foto così, è scritto un padovano all'Acqua Santa, e ho detto io non sono padovano, io sono veneziano, non padovano. E così siamo andati avanti. Poi sono tornato e sono rientrato alla Mestrina e dopo 2 anni siamo stati promossi in Serie B, dove sono diventato il marcatore, il capocannoniere della Serie B.